Belluno esplode un serbatoio del deposito ferroviario, 3 operai ustionati e molto gravi. Sul posto i vigili del fuoco, i residenti, ha tremato la città. Stamane il discusso Consiglio regionale in seduta straordinaria sulla Marmolada, ma il rivale da battere non è tanto il Trentino quanto la burocrazia statale, polemiche dall'opposizione. Carabinieri arrestato a Castelfranco per aver taglieggiato commercianti cinesi, parla il procuratore di Treviso, impianto accusatorio solido, ma questi episodi non devono far perdere la fiducia nelle forze dell'ordine. Anziana di Treviso denuncia la figlia quarantenne dopo un calvario di botte e maltrattamenti, in un caso è stata colpita anche con un forchettone da cucina. Iniziati i lavori di abbattimento dell'ex Monteverdi, edificio simbolo del degrado tra Mestre e Marghera. Nel giro di 2 anni al suo posto dovrebbe essere pronta la nuova questura. 17enne vicentino trovato in un parco con lo zaino pieno di droga e biscotti speciali alla marijuana. Il ragazzino è stato denunciato. Raduno Triveneto degli Alpini, a 3 mesi dalla grande festa di Vittorio Veneto, il calcolo dei benefici per il territorio, ricaduta per oltre 3 milioni di euro dalla 3 giorni delle penne nere. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano quanto accaduto nel pomeriggio di oggi intorno alle 15:40, l'allarme per un'esplosione avvertita in tutta la città, esplosione che si è verificata all'interno di un deposito della stazione dei treni in pieno centro a Belluno. Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto, fatto sta che 3 operai sono rimasti gravemente ustionati. Allora a Belluno, proprio davanti alla stazione, per noi c'è Lucio Zanato, al quale cedo subito la linea per tutti gli aggiornamenti. Buonasera Lucio. Sì, buonasera Francesca, buonasera ai nostri telespettatori. Mi trovo davanti alla stazione di Belluno. Dietro a questa stazione praticamente è avvenuto il fatto. Io ho avuto modo di andare a vedere, purtroppo c'è un traffico incredibile per cui non è possibile montare la stazione di trasmissione lì e quindi ci siamo piazzati qua, tra l'altro stiamo aspettando anche che arrivi il sindaco Jacopo Massaro. Cosa è successo? Intorno alle 17 sostanzialmente degli operai di una ditta esterna stavano facendo opera di manutenzione ad una macchina. Sembra una sorta di gru, qui stanno facendo dei lavori sulla linea ferroviaria, lavori di manutenzione di rete ferroviaria italiana, RFI, che ha dato come sempre in appalto, e l'appalto è di una ditta di Mestre, per cui sono 3 gli operai veneziani coinvolti. Mentre stavano facendo opere di manutenzione non tanto sui binari quanto proprio sulla macchina, pare che abbiano svuotato il serbatoio per procedere a della manutenzione e poi abbiano attaccato la fiamma ossidrica sostanzialmente per fare delle saldature, quindi dell'acetilene. Tutto questo pare che dentro il serbatoio, seppur vuoto, ci fossero dei vapori, i vapori surriscaldati dall'acetilene, dalla fiamma ossidrica, ovviamente hanno fatto scoppiare il serbatoio e questo poi ha creato un'ulteriore esplosione. Questo sommariamente sembra quello accaduto, però ci sono i tecnici dello Sfisa che stanno verificando, i vigili del fuoco sono usciti relativamente da poco, che le condizioni degli ustionati, 2 sono molto gravi, uno è a Padova e uno è a Verona, il terzo invece pare che in condizioni meno serie è ricoverato qui a Belluno. Ripeto, queste sono le prime informazioni, tutto è accaduto intorno alle 17, la deflagrazione si è sentita chiaramente un po' ovunque. Altra cosa importante è che il cantiere era distante circa una 50 di metri e dall'altra parte sostanzialmente della stazione dove appunto gli operai stavano lavorando. E questo per il momento è tutto. Io nell'attesa del sindaco, che poi casomai sentiremo, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato e buon lavoro, andiamo avanti, eventuali aggiornamenti chiederemo di nuovo un collegamento con Lucio Zanato da Belluno, andiamo avanti perché oggi è stato il giorno del Consiglio straordinario, del Consiglio regionale Veneto straordinario convocato sulla Marmolada per rivendicare l'appartenenza anche al Veneto del ghiacciaio, ma il rivale da battere a quanto pare non è tanto il Trentino quanto la burocrazia statale.
Una sfida al Trentino, ma soprattutto una sfida alla burocrazia che passa sopra territori e confini. Lanciata a 3.000 metri di quota dal Consiglio regionale riunito in sessione straordinaria al Museo della Grande Guerra di Punta Serauta, che approvando con 32 voti favorevoli sui 35 presenti la mozione che dà mandato alla Giunta di far rispettare la spartizione della marmolada fissata dai 2 governatori nel 2002, respinge al mittente il provvedimento con cui nel maggio scorso l'Agenzia delle Entrate ha attribuito al Trentino l'intero ghiacciaio. Minacciano la nostra terra, minacciano i nostri confini senza rispettare ovviamente le volontà dei nostri comuni e della nostra regione. È ora di finirla con questo sistema dei burocrati che impongono le scelte da Roma, modificano i nostri confini senza chiedere a noi un parere. La querela dispiace, se si va a parlare fra gente di montagna l'accordo si trova. Quando si mettono in mano a dei burocrati decreti o sentenze, purtroppo la giustizia non ne esce mai, diciamo, limpida. Quindi è bene che la gente di montagna si parli per dirimere le questioni. Sventola a 3.000 metri il vessillo di San Marco, ma la riconquista della marmolada non è ancora compiuta. Succederà intanto che attendiamo la sentenza sul ricorso che abbiamo fatto contro la presa di posizione di Canazei del 2017 di sconoscere l'accordo 2002. E dall'altro ovviamente portare avanti questa sfida, che vogliamo che non sia sempre meno una sfida giuridica da tribunali, che diventi un accordo come è stato fatto nel 2002 e bisogna metterci la parola fine su questa vicenda. Una rivendicazione di carattere innanzitutto storico, dice il sindaco di Rocca Pietore, ma in ballo c'è anche la costruzione di una seconda funivia che metterebbe a rischio il riconoscimento di patrimonio UNESCO per il territorio. Io credo che possiamo, come ha detto il Presidente Zaia, sederci a un tavolo e capire un attimo cosa vogliono fare loro e cosa non vogliamo che facciano noi, quindi il tavolo dovrebbe riuscire a mettere d'accordo le due parti in maniera che ne esca bene sia l'una che l'altra senza pestarci i piedi più di tanto. Credo che l'unica cosa sia metterci attorno a un tavolo con la provincia di Trento e il comune di Canazei. Intanto le principali forze d'opposizione hanno disertato o l'intera seduta o il voto, ritenendo che i problemi della montagna siano ben altri e che sulla marmolada sia andato in scena un inutile teatrino. Chi si è fermato alla stazione di partenza, chi proprio non si è presentato, chi ha partecipato astenendosi dal voto. La cosiddetta mozione Gidoni per rivendicare l'appartenenza anche al Veneto della marmolada non ha convinto tutti, anzi Piero Ruzzante di Liberi Uguali è arrivato ai piedi della funivia. Non parteciperò a quella che appare come una sceneggiata. Basti citare il fatto che la Lega Trentina è perché la marmolada sia trentina, la Lega del Veneto è perché la marmolada sia del Veneto. La realtà è una sola, i confini passano sulle cime, la marmolada è Veneto perché Sottoguda è Veneto, perché Rocca Pietore è Veneto, perché questo lato della marmolada è Veneto, quindi la trovo una sceneggiata. Come annunciato, il Movimento 5 Stelle ha partecipato a seduta e posa della corona d'alloro in memoria dei caduti, astenendosi però dal voto sulla mozione. Non abbiamo partecipato al voto perché riteniamo che questo strumento della mozione fatto così non sia lo strumento adatto. Bastava un provvedimento di giunta, però era giusto anche nel contempo esserci, soprattutto per ricordare i caduti a 100 anni dalla Grande Guerra. Torna a puntare il dito sul Consiglio Passerella, il Partito Democratico grande assente. Per i consiglieri Stefano Fracasso, Graziano Azzalini e Andrea Zanoni, quello votato è un documento inutile, per i bellunesi dicono non cambierà nulla. La politica risponda con i fatti e non con i teatrini, basta fiction. I democratici hanno disertato quindi la seduta attirandosi le critiche anche dei 5 Stelle. Comunque la presenza, vedere coi propri occhi serviva. Poi si poteva contestare lo strumento come abbiamo fatto noi, ma secondo me la presenza è importante. Torniamo a collegarci con la stazione di Belluno, dove nel pomeriggio all'interno di un deposito c'è stata una forte esplosione, 3 gli operai rimasti gravemente feriti. In collegamento c'è Lucio Zanato, che è stato raggiunto dal sindaco di Belluno Massaro. A te la linea, Lucio, buonasera al sindaco.
Grazie Francesca, buonasera Sindaco Jacopo Massaro. Allora, ci può raccontare meglio che cosa è successo? Adesso la dinamica non è ancora chiarissima, però verso le 15:30 circa abbiamo sentito un enorme boato. Noi eravamo in sala giunta, stavamo proprio facendo una riunione di giunta, un grande boato, pochi minuti dopo mi hanno chiamato e sono andato a fare un sopralluogo con il prefetto. C'è stata una forte esplosione diciamo in un cantiere presso le Ferrovie dello Stato, proprio a poche centinaia di distanza dalla stazione ferroviaria di Belluno, dove stavano di fatto rinnovando alcuni binari, praticamente una ditta credo che lavora per le Ferrovie dello Stato, da quello che ho capito. Ma è stata colpita una macchina, perché si parla di una macchina, se fosse stata svuotata, per cui il serbatoio fosse ancora carico di fumi di combustibile. Lì c'è effettivamente un macchinario, proprio un'escavatrice che è stata coinvolta nell'esplosione. Non è chiarissimo appunto la dinamica dell'esplosione, perché non si capisce se è una bombola che è esplosa oppure se è questa macchina che è fortemente danneggiata. Io l'ho vista ed è palesemente danneggiata, e quindi potrebbe essere esploso il serbatoio di questa macchina, oppure potrebbe essere una concausa, diciamo, Comunque un botto che si è sentito in tutta la città. Un botto che si è sentito in tutta la città, ci sono 3 feriti, uno mi risulta molto molto grave, ma anche gli altri 2 feriti mi risulta che non stiano proprio molto bene, quindi insomma ovviamente siamo vicini a loro e alle famiglie chiaramente, e riproponiamo il tema, direi che si ripropone a gran voce il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ormai è diventato assolutamente un'emergenza. Ecco, in questo momento Ferrovie dello Stato sta rifacendo la tratta per l'elettrificazione? Ma sono dei lavori sicuramente di rinnovo di tutta la linea, non credo già per l'elettrificazione, ma credo che sia proprio un lavoro, diciamo, propedeutico, un rinnovo, diciamo, dei binari propedeutico a tutti i lavori di rinforzo della linea, dei lavori sicuramente attesi, ecco, e sicuramente però quello che non ci aspettavamo era certamente che avvenisse qualcosa di questo genere qua. Speriamo che... Nella sfortuna il cantiere era distante dai passeggeri? Nella sfortuna è andata bene, perché il cantiere era a distanza, saranno 150-200 metri dai binari, da dove si sosta sui binari, e quindi sostanzialmente non mi risulta che ci siano stati problemi. Insomma, l'unico problema può essere stato il boato, ma nient'altro. C'è da dire che quel cantiere è in lento movimento, ogni giorno si avvicinava verso la stazione dei treni, e nella sfortuna è capitato quando ancora era lontano. Questo credo che sia... Comunque si conferma 2 molto gravi, noi sappiamo, mi pare, Padova e Verona. Il terzo ricoverato qui a Belluno? Il terzo mi risulta ricoverato a Belluno, ma onestamente non ne sono sicuro, perché in questo momento chiaramente le informazioni sono un po' caotiche. Ecco, Francesca, se hai domande da studio? Grazie Lucio e grazie al Sindaco Massaro per la sua disponibilità, buon lavoro ad entrambi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, andiamo in provincia di Treviso perché parla il procuratore della Repubblica Michele Dalla Costa sul caso dei carabinieri finiti sotto inchiesta a Castelfranco con l'accusa di aver taglieggiato commercianti e imprenditori cinesi per chiudere un occhio su eventuali irregolarità. Impianto accusatorio solido, dice Dalla Costa, ma episodi come questo non devono far perdere la fiducia nelle forze dell'ordine. Purtroppo se ci sono delle mele marce, queste possono essere in qualsiasi paniere, quindi anche tra le forze dell'ordine. Mele marce intercettate dagli stessi colleghi carabinieri che sabato hanno arrestato e posto ai domiciliari un brigadiere di 57 anni in servizio alla compagnia di Castelfranco Veneto con un'accusa molto pesante. E di aver a questa persona sollecitato delle dazioni di denaro in cambio di omessi di non portare a termine un controllo, di evitare di fare un controllo. Questi sono le ipotesi, adesso vedremo però. Le indagini sono ancora in corso, quindi non vorrei aggiungere di più. Un carabiniere arrestato, un altro denunciato, 2 militari la cui posizione è ancora al vaglio, vittime commercianti cinesi della Castellana che si ritrovavano a pagare una sorta di pizzo fino a 800 euro per evitare sanzioni. Una ventina gli episodi contestati, ma non è escluso che lo stesso modus operandi venisse utilizzato nei confronti di automobilisti a rischio multa, sempre cinesi. Un impianto accusatorio solido, secondo il procuratore Dalla Costa. Crediamo di avere degli elementi validi nei confronti della persona, che ovviamente dovrà essere sentita adesso dal giudice che ha emesso la misura. Noi siamo abbastanza tranquilli, nel senso che riteniamo di avere le carte in regola per poter chiedere quello che abbiamo chiesto e ottenuto dal giudice. Forte sull'opinione pubblica l'impressione di fronte a episodi di questo genere che vedono finire sotto inchiesta gli stessi che dovrebbero far rispettare le regole. L'impatto è sempre particolarmente, è negativo anche per noi che lavoriamo con le forze dell'ordine. Le istituzioni peraltro
restano, voglio dire, salde. Infatti con noi hanno collaborato i carabinieri, cioè la stessa arma alla quale appartiene la persona indagata, quindi non c'è motivo di preoccuparsi dello stato di salute, diciamo, della polizia giudiziaria e dei carabinieri nella specie. Ancora un episodio di violenza nei confronti di una donna accade a Vicenza. La provincia è ancora teatro di episodi di violenza ai danni di una donna. Per mesi lui, un operaio vicentino di 41 anni, ha picchiato, insultato, preso a calci e pugni, minacciato di morte e quasi ucciso per strangolamento la compagna, 35 anni, casalinga, da cui aveva avuto una figlia un anno fa. Una storia di brutalità estrema, acuita dalla dipendenza dall'alcol, in cui era da tempo caduto l'uomo, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni pluriaggravate. Mesi di terrore per la donna, vittima di un'atrocità estrema da parte della persona che diceva d'amarla e di volerla solo per sé, un amore che lui le dimostrava colpendola con il manico di una scopa sulla schiena, sulla testa, prendendola a pugni sino a farla svenire, sbattendola contro il frigorifero, stringendole le mani attorno al collo sino a farle perdere il respiro, tutto certificato da una sfilza di accessi e ricoveri all'ospedale, una situazione degenerata dopo che lo scorso gennaio lei aveva deciso di denunciare il suo aguzzino e l'aveva lasciato per rifugiarsi a casa dei genitori con la piccola, una decisione che aveva mandato completamente fuori di sé l'ormai ex compagno. La 35enne aveva però voluto dargli una seconda occasione. Un errore. Dopo l'ennesima aggressione segnalata al 113, gli agenti della mobile hanno notificato all'operaio il provvedimento emesso dal magistrato di allontanamento dalla casa dove vive la donna e il divieto di avvicinamento a tutti i luoghi dove lei si trovi. Sempre più alta l'attenzione della Polizia di Stato per tutelare le donne vittime di violenza domestica, e questo episodio riporta alla mente l'ultima drammatica vicenda di Lonigo, dove un uomo ha ucciso la compagna nonostante le denunce e quel divieto di avvicinamento emesso dal giudice. Un'altra storia di maltrattamenti tra le mura domestiche, quella di una figlia ai danni della madre che alla fine ha deciso di denunciare tutto. Una convivenza che era diventata un incubo, quei maltrattamenti fisici e psicologici divenuti oramai una quotidianità. Stanca di subire tutto questo, una donna di 71 anni ha denunciato la figlia di 44, nei confronti della quale gli agenti della squadra mobile di Treviso hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento. Le due donne vivevano sotto lo stesso tetto, numerosi gli episodi di maltrattamenti di cui l'anziana era stata vittima. In un caso la donna era stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo essere stata colpita dalla figlia con un forchettone da cucina. Nell'ultimo periodo poi la 71enne, per sfuggire alle improvvise esplosioni di violenza della figlia, aveva cercato rifugio per la notte da conoscente e amici. Alla fine l'anziana ha deciso di dire basta e si è rivolta alla polizia raccontando il suo inferno, da cui il provvedimento di allontanamento che vieta alla 44enne di avvicinarsi alla madre, ma anche di contattarla solo telefonicamente. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, iniziati i lavori di abbattimento dell'ex Monteverdi, edificio simbolo del degrado tra Mestre e Marghera. Nel giro di 2 anni al suo posto dovrebbe essere pronta la nuova questura. Le ruspe sono entrate in azione alle 10 del mattino sotto lo sguardo del sindaco Luigi Brugnaro, del questore Vito Gagliardi e del prefetto Vittorio Zappalorto. Occorreranno circa 2 settimane per radere al suolo l'ex scuola media Monteverdi di via Ulloa, a pochi metri dai sottopassi ferroviari che collegano Mestre con Marghera. Un buco nero che negli anni ha in qualche modo dato rifugio a sbandati, tossicodipendenti e criminali. La scelta per questo è stata quella di abbatterlo intanto. Il sindaco ha fortemente voluto togliere spazio alla criminalità in questo ambito dopo l'operazione di via Piave, per evitare che da via Piave si trasferissero in questa zona. Una volta liberata, l'area verrà consegnata al Ministero degli Interni per la realizzazione della nuova questura di terraferma. Vi troveranno spazio gli uffici a contatto con il pubblico, mentre la sede di Venezia rimarrà al cuore di tutte le attività investigative. È una sede strategica per noi perché è a cavallo fra le due realtà di Marghera e Mestre, è strategica perché il quartiere non è degradato, è solo mal frequentato, quindi questa operazione servirà a portare
una presenza reale, fattiva, con un incremento notevole di personale operativo. La convenzione tra Comune, Demanio, Questura e Ministero degli Interni dovrebbe essere firmata entro Natale, mentre per i lavori per la realizzazione del nuovo presidio si prevede una durata di circa 2 anni. Ci saranno qua il front office di tutte le strutture, di tutti gli uffici burocratici, e in più sarà inserito in questa nuova struttura il reparto volanti per un immediato intervento sul territorio senza poi dover essere distanziato dal ponte. E adesso il dibattito sulla legittima difesa, perché crescono anche in provincia di Padova le richieste di porto d'armi. Con una criminalità percepita come sempre più minacciosa, cresce anche in provincia di Padova il numero di cittadini che chiedono il porto d'armi. Per riceverlo bisogna passare da lui. Marco Piovane, il presidente della sezione tiro a segno nazionale di Padova, nonché il consulente balistico per il Tribunale. Sicuramente c'è un aumento, non è così da noi così rilevante come pare essere a livello nazionale. La nostra è una realtà abbastanza costante, ci sono adesso sicuramente delle nuove richieste di idoneità al maneggio delle armi per avere poi il titolo di pubblica sicurezza, la licenza di porto di fucile di solito per tiro a volo. Che si vive in una zona a rischio o meno sembra fare poca differenza di fronte ad una insicurezza che rimane alta. Forse si tratta di paure ingiustificate o suggestioni, ma il risultato non cambia. I casi di chi si è difeso con le armi in provincia di Padova hanno fatto notizia e acceso un dibattito che rimane aperto, da Franco Birolo, tabaccaio di Civedi Correzzola, al macellaio di Legnaro Valtero Nichini. Non è certo la paura a muovere i poco più di 800 abitué del tiro a segno di Padova, tra cui ci sono guardie giurate e polizia locale, ma la paura c'è tra diversi degli altri circa 2500 frequentatori all'anno catalogati come iscritti volontari, tra cui mediamente oltre 300 donne, in un panorama inevitabilmente composito. Molte di queste sono persone che hanno già subito eventi violenti, per cui questo è un altro elemento che si aggiunge nella facilità con cui uno si propone da noi per avere il titolo per poter acquistare un'arma. Ci sono state un paio di persone che hanno manifestato questa insicurezza e che hanno detto: io voglio avere un'arma perché hai visto cosa è successo agli altri. Restiamo nel Padovano con la cronaca, con un ladro specializzato in furti in chiesa che è stato arrestato da un fedele. Era un volto noto alle forze dell'ordine, un lungo elenco di denunce e arresti e una specializzazione, il furto ai danni dei fedeli. L'uomo, un 68enne di origini partenopee ma da anni residente a Padova, era già stato arrestato a fine luglio per aver borseggiato un fedele in preghiera al santo. Domenica ha voluto riprovarci, questa volta all'interno della chiesa della Sacra Famiglia in via Aosta. Entrato in chiesa come un normale devoto, ha individuato la sua vittima, una 73enne, le si è seduto dietro senza dare troppo nell'occhio ed ha atteso che la funzione procedesse. Quando la povera malcapitata si è inginocchiata in segno di devozione, il 68enne ha infilato una mano nella borsetta lasciata incustodita sulla panca e le ha sfilato il portafoglio. Convinto di non essere stato notato, il borseggiatore si è velocemente dato alla fuga. La fortuna però ha voluto che tra i fedeli ci fosse anche un maresciallo dei carabinieri fuori servizio, a cui non è sfuggito il borseggio. Ha subito allertato i carabinieri e ha inseguito l'uomo, che è stato fermato in via Cavalletto da 2 pattuglie. Il bottino è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Il ladro è stato arrestato per furto aggravato. Nel Vicentino un 17enne è stato trovato con lo zaino pieno di droga e di biscotti alla marijuana. Una merenda speciale, quella che i carabinieri hanno trovato nello zaino di un 17enne fermato nel parco di Via degli Alpini a Cavazzale. Biscottini alla marijuana che il giovane si portava appresso assieme a una buona dose di cannabis già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta. Il suo atteggiamento sospetto non è passato inosservato ai militari. Alla loro vista il pusher è scappato ma è stato fermato poco dopo. Perquisito, gli uomini dell'arma gli hanno trovato addosso la droga contenuta in diversi involucri, oltre a materiale per il confezionamento. In una tasca la chicca, i dolcetti confezionati con farina amalgamata alla marijuana. Il 17enne è stato denunciato alla Procura dei minori per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.
Cambiamo completamente argomento, parliamo del raduno Triveneto degli Alpini con il bilancio della grande festa delle penne nere che si è svolta a Vittorio Veneto dal 15 al 17 giugno e si è chiuso con cifre da record. La ricaduta sul territorio ammonta ad oltre 3 milioni di euro. Un raduno Triveneto da record. Vittorio Veneto dal 15 al 17 giugno ha vissuto con le penne nere 3 giorni di festa indimenticabile. Con gli alpini la ricaduta sul territorio è stata di oltre 3 milioni di euro. Non solo, ma sono state realizzate e sistemate opere infrastrutturali in 11 comuni. Sono solo alcuni dei dati inseriti nella relazione che il presidente della sezione Francesco Introvigna ha inviato alla Regione Veneto, partner istituzionale di primo livello per l'organizzazione. Aprite il vostro cuore perché arriva la sezione di Vittorio Veneto! Un raduno memorabile che ha visto una presenza in 3 giorni di almeno 160.000 penne nere, una vera adunata nazionale in miniatura con un'organizzazione meticolosa che non ha presentato crepe e criticità. Nelle valutazioni di impatto socio-economico, secondo il Presidente, il raduno ha avuto un effetto travolgente sulla città di Vittorio Veneto. Nei 3 giorni la città ha cambiato volto condividendo un clima di euforia collettiva in cui è prevalsa l'allegria ed il senso di accoglienza e benevolenza, uno spettacolo che rimarrà impresso nella mente dei cittadini. Questa volta i vittoriesi hanno risposto e sono tutti con noi. È una grande gioia. È una grande gioia. I dati parlano chiaro, un percorso di 2100 metri, la sfilata durata oltre 3 ore e mezza ed un muro senza fine di penne nere, stimate in 30.000, tra 2 ali di folla mai viste prima. Non solo, l'evento ha determinato tra gli effetti un incremento dei consumi con ricadute sui livelli occupazionali attraverso l'attivazione di nuovi impieghi temporanei. L'impatto economico è risultato rilevante sui principali settori produttivi che hanno beneficiato delle ricadute sul territorio. A chiudere la sfilata, l'emozione dei 100 bimbi delle scuole materni con lo striscione ed il messaggio: voi ieri ed oggi, noi per un futuro di pace. Questi frutti della nostra vita, della nostra umanità. È davvero tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma crollano in maniera decisa le temperature. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione dunque sarà ampiamente soleggiato, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono previste precipitazioni. Temperature in calo con le minime che saranno comprese tra 5 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 15 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, ampio soleggiamento dunque, con cielo sereno al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature anche qui in calo con minime comprese tra 6 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.